Sappiamo che lei ha molto a cuore tutto l'ambito dell'agricoltura. Come vede questo approccio riguardo alla Regione Veneto? Beh, sicuramente la Marca Trevigiana ha una potenza a livello turistico incredibile sotto il punto di vista appunto del fatto, parlo della zona collinare dell'area UNESCO, 2019 sito UNESCO, e quindi c'è un potenziale incredibile sotto il punto di vista turistico, dovuto al fatto anche della bellezza del territorio, le famose rive eroiche, il nostro Prosecco Conegliano Valdobbiadene, e dopo tutta la parte della recettività che di fatto, decretando questo luogo a patrimonio dell'umanità, sta portando moltissimo turismo e quindi anche convertendo moltissime aziende a portarsi anche sulla locazione turistica. Quindi un'opportunità grandissima per i prossimi anni, non solo per la Marca Trevigiana e per la parte alta della Pedemontana, ma per tutta la regione Veneto, perché ricordiamoci che le colline del Conegliano Valdobbiadene sono il primo punto che si trova venendo da Venezia e sono a 50 minuti tra Venezia e 50 minuti dalle bellissime Dolomiti, quindi al centro di altri 2 siti UNESCO. Beh, questa è sempre stato una prerogativa del Veneto, che è l'unica regione ad avere sia le montagne che il mare. E dal punto di vista turistico, dal punto di vista proprio invece dell'agricoltura, come inteso come il terzo settore. Beh, allora questo è un tema, per la quale ci vorrebbe molto tempo per parlarne. Pensiamo a tutto l'aspetto del cambiamento climatico e quindi quello che l'agricoltura negli ultimi anni sta vivendo, l'aspetto delle siccità, l'aspetto della mancanza anche di acqua nel periodo estivo, il clima che, crea sempre più problemi legati anche al dissesto idrogeologico e quindi interventi mirati anche per andare a prevenire situazioni precarie come sono tutto l'aspetto delle frane, per esempio, mi viene in mente, o l'aspetto degli allagamenti con la pulizia dei corsi d'acqua e una collaborazione massiccia da parte non solo dell'ente locale ma anche con i vari consorzi di bonifica, con il Genio Civile, e quindi andando a fare rete e investendo delle risorse per andare a prevenire situazioni pericolose che possono creare danno, anziché poi intervenire quando il danno è già stato fatto. Come pensa lei, che è amministratore di un comune relativamente piccolo, che la Regione Veneto possa aiutare questi comuni di periferia o comunque di piccole dimensioni? Ma io penso che l'ascolto prima di tutto sia la base di ogni buona amministrazione. Noi sindaci siamo perfettamente a conoscenza di quelle che sono le criticità dei nostri territori. Parlandone, affrontando insieme i temi, si va a intervenire anche lì dove ci sono le problematiche, lì dove si può intervenire, collaborando e mettendo assieme tutti gli enti, perché una delle grosse problematiche molto spesso è anche proprio l'aspetto legato al fatto che molti enti intervengono sulla stessa situazione. Come vede la sua posizione di sindaco che possa aiutarla eventualmente nella fase di consigliere o assessore regionale? Beh, un'esperienza comunque decennale all'interno dell'amministrazione comunale, una conoscenza anche degli atti e di come si legge un bilancio piuttosto che una delibera. E io penso che l'esperienza fatta sul campo, l'ascolto da parte dei cittadini, il rimborcarsi le maniche, il trovarsi in prima linea possa essere un valore aggiunto per chi va ad affrontare a un livello più alto i problemi reali e concreti da parte dei cittadini, delle imprese e del territorio. Quindi una maggior capacità anche di ascolto e di capire qual è il problema e qual è la risposta che bisogna dare alla popolazione. Ecco, riguardo ai giovani e le nuove nascite che sono praticamente congelate in questo momento in Italia, ma soprattutto anche qui in Veneto, il dato è veramente pauroso. Cosa si potrebbe fare? Beh, allora, innanzitutto bisogna andare incontro alle famiglie, alle giovani coppie, andando ad aiutarli nel momento in cui c'è anche l'inserimento all'interno degli asili nido, piuttosto che degli asili, piuttosto che delle scuole. Viene in mente per esempio anche tutta la questione legata all'aspetto dei libri stessi di testo, quindi intervenire con dei fondi ad hoc proprio per incentivare anche questo tipo di
politica. Io credo che i giovani siano assolutamente il futuro, sono padre da qualche mese e quindi credo che in questo senso dobbiamo dare più risposte e più risorse alle giovani famiglie, alle giovani coppie che fanno figli sempre più tardi, perché il costo della vita, il costo di mandare i figli a scuola piuttosto che la scuola dell'infanzia o l'asilo nido aumenta sempre di più, e quindi credo che in questo senso bisognerebbe probabilmente togliere anche completamente l'ISEE e andare a dare degli incentivi ad hoc e mirati alle giovani coppie, perché tutti i figli sono tutti uguali. Domani lei è consigliere regionale. La primissima cosa che farebbe in carica. Sicuramente andrei a vedere il bilancio della regione, perché è inutile promettere, promettere, promettere se poi non si ha un quadro generale e completo di quelli che sono i singoli capitoli. Così funziona anche nell'amministrazione pubblica, non si promette se non si hanno le risorse e non si fa se non si hanno le risorse. Quindi la prima cosa che farei, andrei ad analizzare, a dare quelle che sono le criticità. Mi viene in mente, a me piacerebbe occuparmi di agricoltura piuttosto che di lavori pubblici e viabilità. Andrei a vedere quelle che sono le risorse a bilancio ed andrei a intervenire su quelli che sono i punti principali, però andando prima a capire quali sono le problematiche, quali sono le risorse e cosa la regione può mettere in campo.